Il Liceo Leonardo oggi impegnato in questo progetto Ti amo da morire insieme all'associazione Nuova Generazione, il Lions Club. Sì, per noi questo rappresenta l'ultimo di un ciclo di incontri che abbiamo dedicato per tutto il mese di novembre, partendo ovviamente dal riferimento alla giornata del 25 novembre al tema della violenza sulle donne. Abbiamo riflettuto con varie personalità, abbiamo dato ai ragazzi l'opportunità di confrontarsi su un tema così importante. Oggi concludiamo aprendoci al territorio. Ci apriamo al territorio perché crediamo che innanzitutto la collaborazione con le istituzioni anche nell'ambito della trattazione di questo tema sia fondamentale, perché la differenziazione delle voci produce comunque valore aggiunto e quindi è giusto che i ragazzi ascoltino più attori istituzionali. Ma poi la peculiarità di questo incontro di oggi è che i nostri ragazzi attraverso il teatro esprimeranno le loro riflessioni sul tema. Il teatro quindi diventa spazio sociale, spazio di comunicazione, spazio attraverso cui veicolare un messaggio importante come quello della violenza sulle donne. Quindi scuola, teatro, istituzioni per combattere la violenza sulle donne. Oggi siamo qui per un incontro organizzato dall'ente attuatore Cooperativa Sociale Nuova Generazione, una cooperativa che opera nel sociale dal 1982 e che si occupa di servizi alla persona. Oggi questo evento si è potuto realizzare grazie alla collaborazione di diversi altri soggetti, tra questi abbiamo l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Agrigento con la presenza del dottore Papa, con il Liceo Scientifico Leonardo e la dottoressa dirigente Patrizia Pilato, con il Club Lions Osso di Termini Imerese, oggi qui presente il presidente il dottore Fabio Lobono, e con il Club Lions Osso di Agrigento la dottoressa Nancy Arena. La cooperativa Nuova Generazione ha anche invitato, in quanto è sottoscrittrice anche del protocollo Helios con la questura di Agrigento, quindi a momenti arriverà anche il vicequestore, la dottoressa Giusinta Donato. È un progetto a più mani, è una rete che si è creata in questi mesi, che ha visto anche l'inizio di un programma per uomini autori di violenza. È una voce quasi fuori dal coro, ma noi, dopo aver lavorato per tantissimi anni con le donne, perché siamo anche gestori di comunità per donne vittime di abuso di indirizzo segreto e di centri antiviolenza, abbiamo capito che era un problema maschile ed è un problema maschile e quindi bisognava iniziare a lavorare con gli uomini. Sono dei programmi dove loro iniziano questo percorso per la durata di 12 mesi e sono dei gruppi che si fanno psicoeducativi. Oggi presente a questa iniziativa, per evidenziare anche il ruolo importante della questura. Sì, è un momento questo, come tanti altri, stiamo affrontando proprio in questi giorni in occasione delle giornate dedicate alla violenza contro le donne. Il nostro impegno è sicuramente 365 giorni l'anno, non solo in questi giorni. La questura è sicuramente la Polizia di Stato e quindi anche la questura vicina alle donne che subiscono delle violenze, che subiscono dei maltrattamenti, atti persecutori. E noi diciamo sempre di stare attenti, di prendere consapevolezza di quelli che sono le cause strutturali e del fenomeno della violenza contro le donne e soprattutto di intervenire nella prevenzione. Nella cultura del rispetto è quello che dobbiamo sensibilizzare e iniziamo dalle giovani generazioni, come stiamo facendo proprio in questa giornata. Quindi un invito a denunciare che spesso viene celato. Abbiamo visto anche il caso di ieri a Lentini del papà che faceva violenza alla moglie in presenza anche dei figli. Assolutamente sì, ogni qualvolta ci troviamo dinanzi a un caso che non necessariamente deve evolversi in un fatto reato, ma già quando abbiamo dei segnali di allarmi che ci portano a dubitare o comunque ad avere dei timori, dobbiamo immediatamente fare le segnalazioni alle forze di polizia, quindi la Polizia di Stato è presente sul territorio e interviene immediatamente, basta fare un numero 112 ma anche chiamare un numero antiviolenza. Esiste tra l'altro un'app che la Polizia di Stato ha e che chiunque può scaricare sul proprio dispositivo, che è l'app YouPol, che consente di segnalare anche e non solo anche fatti di violenza domestica. Oggi voi intervenite in questa interessante iniziativa dove si parla di ancora violenza
verso le donne, purtroppo. Sì, non è mai troppo parlare di violenza contro le donne, soprattutto in quest'ultimo periodo dove c'è una recrudescenza dei reati, e soprattutto occorre fare tra le varie azioni non solo di repressione ma soprattutto fare prevenzione. Oggi qui fortunatamente siamo con tanti giovani, loro sono coloro che devono costruire la società del futuro, quindi una cultura della non violenza. È chiaro che come ufficio di esecuzione penale esterna anche noi dobbiamo contribuire, perché non soltanto contrastare e quindi rieducare gli autori dei reati contro le donne, ma anche e soprattutto fare prevenzione. Qual è la situazione velocemente nella nostra provincia? La provincia, noi abbiamo diversi autori che chiamiamo maltrattanti, cioè sono uomini autori di violenza. Cerchiamo attraverso delle azioni mirate, i progetti che sono facenti parte di una rete più ampia regionale, creiamo dei gruppi per educare i soggetti che durante la pena possono avere anche l'occasione di riflettere sul proprio comportamento e avere uno spazio anche con dei professionisti per cercare di cambiare. Assessore, il saluto della città di Agrigento portato da lei? Più che il saluto, la partecipazione, la sensibilità della città di Agrigento portata da me. Una città di Agrigento e le scuole dell'Agrigentino che stanno rispondendo benissimo alle iniziative che si stanno svolgendo questa settimana, che sono sentore di una maggiore sensibilità nei confronti della società, nei confronti del problema del femminicidio. Purtroppo un problema troppo attuale, troppe volte e troppi giorni alla televisione si parla di femminicidio. È necessario sensibilizzare i nostri ragazzi, che sono non solo il presente ma anche il futuro della nostra società. Quindi benvengano queste iniziative, lì dove sarà necessario le istituzioni tutte, non solo il Comune, saranno presenti a fare rete per fornire un supporto e un sostegno alle donne che ne avranno di bisogno.